Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nel lavoro a Palermo presenta un'indagine sulla strage di Casteldaccia. Nell'isola controlli insufficienti, denunciano i parlamentari. Il presidente Mattarella esorta istituzioni al massimo impegno contro le morti sul lavoro. Un tavolo tecnico urgente per monitorare costantemente la situazione miasmi nel petrolchimico siracusano. È quanto emerso dal vertice in prefettura durato quasi 2 ore. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta. Il 26 la Commissione regionale ambiente sarà a Melilli. A Catania c'è un arresto per la sparatoria in piazza Montana in cui sono rimasti feriti 3 giovani. Secondo la procura si tratta di uno scontro tra fazioni dello stesso clan. I responsabili incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. È durato poco più di 2 ore l'interrogatorio di Raffaele Lombardo davanti ai magistrati della procura di Gela sulla frana di Niscemi. Massimo riservo sul contenuto del confronto dell'ex governatore. Esami di maturità iniziati anche in Sicilia. Oggi la prova di italiano. Alzarsi all'alba, ispirato al brano di Mario Calabresi, la traccia più scelta dagli studenti. Domani seconda prova scritta in base all'istituto, versione di latino al liceo classico. Il Palermo con il DS Osti lavora a fari spenti su alcune trattative di calciomercato. Rosanero alla ricerca anche di un secondo portiere. Il Catania è il toto allenatore, De Giorgio in pole position, ma anche l'Empoli segue il tecnico che ha vinto la Coppa Italia di Serie C con il Potenza. Bentornati, lo avete sentito, apriamo parlando di morti sul lavoro, trasferta palermitana per la commissione d'inchiesta sulla sicurezza appunto nel lavoro della Camera. I deputati hanno presentato un'indagine sulla strage di Casteldaccia, ma hanno anche denunciato l'assoluta insufficienza del sistema dei controlli nell'isola. Sentiamo Manlio Viola. La strage di Casteldaccia del 6 maggio 2024, nella quale morirono 5 operai, fu frutto di una catena di errori e di omissioni, delle quali sono responsabili a vario livello tutte le aziende coinvolte. Lo sostiene la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro in missione in Sicilia, proprio per presentare 2 anni di indagini. AMAP, la società partecipata del Comune di Palermo che commissionò l'incarico, sarebbe responsabile, secondo la Commissione, di lacune organizzative ed operative. L'impresa appaltatrice non avrebbe invece effettuato le comunicazioni previste per legge nei subappalti, mentre l'impresa subappaltatrice non avrebbe usato personale formato, non avrebbe controllato la presenza di gas tossici e non avrebbe fornito i lavoratori di respiratori. Ma secondo la Commissione il problema non si ferma al singolo episodio, per quanto grave. A fronte di 400.000 imprese attive, la Regione dispone soltanto di 103 ispettori del lavoro impiegati sul campo, mentre altri 8 si occupano di contenziosi. Nell'isola è stato bandito un concorso, ma non è ancora stato espletato e comunque il numero resterà insufficiente. Nella relazione della Commissione d'inchiesta della Camera anche una serie di indicazioni e la sollecitazione ai governi nazionale e regionale a fare di più e meglio. Un tema affrontato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio riferendosi alla strage di Casteldaccia in una lettera alla Commissione ringrazia per l'indagine e le proposte avanzate ed esorta istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro, perché la vita deve essere tutelata. Un tavolo tecnico urgente per monitorare la situazione miasmi nel petrolchimico siracusano è quanto è emerso dal vertice in prefettura a Siracusa che si è tenuto questo pomeriggio. C'era per noi Francesca Loi. Il punto sulla situazione miasmi è stato fatto in prefettura a Siracusa. Da molti giorni l'aria attorno al petrolchimico è irrespirabile e i sindaci chiedono interventi concreti. È emesso l'intenzione di togliere le puzze immediatamente, di creare un tavolo tecnico urgente fra ASP, Vigili del Fuoco e le autorità competenti in materia ambientale. Più volte abbiamo detto che l'unico problema è quello di sapere da dove nascono questi odori. Negli ultimi giorni troppi i malesseri tra i residenti, soprattutto a Priolo. Una situazione insostenibile, esposta alla prefetta Chiara Armenia. Io ho ringraziato il prefetto perché al volo ha percepito, capito e ha preso atto di quelle che erano
anche le mie preoccupazioni. Nel frattempo l'ARPA sta analizzando tutti i dati raccolti sul campo, forniti anche dalle aziende del polo industriale. Nelle prime 2 settimane di giugno diversi valori che hanno superato la soglia. Nella stazione di Augusta, giorno 1 alle 8, la concentrazione di idrocarburi non metanici era di 1196 microgrammi per metro cubo, quasi 6 volte il limite. E la prossima settimana a Melilli si riunirà la Commissione regionale ambiente. Adesso si va verso l'attività legislativa del Parlamento, la Commissione Ambiente, che si riunirà il giorno 26 su questo territorio, e proveremo a fare una risoluzione che possa impegnare il Governo a più risorse, più controlli e più attenzione verso il territorio siracusano. A Catania un uomo è stato arrestato per la sparatoria in piazza Beppe Montana in cui sono rimasti feriti 3 giovani. Secondo la procura si tratta di uno scontro tra fazioni dello stesso clan. Alcuni dei protagonisti incastrati dai filmati dei sistemi di videosorveglianza. Sentiamo Tonino De Mano. Uno scontro tra opposte fazioni dello stesso sodalizio. Non ha dubbi la procura di Catania in merito alla sparatoria avvenuta in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Calermo e Trappeto Nord, che ha causato il ferimento di 3 giovani, uno dei quali è ancora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Canizzaro per una lesione alla terza vertebra lombare. A seguito delle indagini un uomo è stato arrestato per tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale d'arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Negli atti dell'inchiesta sono stati acquisiti video dei sistemi di videosorveglianza in cui, ricostruisce la procura di Catania, si vede un gruppo di giovani allontanarsi dopo l'arrivo di un uomo in auto e discutere con a bordo persone travisate che hanno aperto il fuoco ad altezza d'uomo. 27 i bossoli trovati a ridosso della piazza. E mentre gli agenti delle volanti sono arrivati sul luogo della sparatoria, i carabinieri hanno intercettato i 3 scooter con 6 persone a bordo. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto per terra ed è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga. L'uomo, ristretto ai domiciliari ed evaso dopo aver manomesso un braccialetto elettronico, indossava un passamontagna e un giubbotto antiproiettile costituito da 2 libri avvolti in un lenzuolo. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno recuperato una pistola semiautomatica risultata rubata con un colpo in canna ed altri 12 nel caricatore. E adesso parliamo di una storia di abusi. Avrebbe adescato delle bambine all'epoca minori di 14 anni negli ambienti ecclesiastici dove era molto attivo come catechista. Oggi è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Gerry Italia. Un rapporto di fiducia tradito, secondo l'accusa, all'interno di ambienti ecclesiali frequentati da bambini e famiglie. Un uomo residente in un comune dell'Ennese molto attivo come catechista è stato condannato con rito abbreviato a 9 anni e 4 mesi di reclusione dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna. La sentenza riguarda 2 bambine, entrambe minori di 14 anni, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbero state adescate proprio nei contesti parrocchiali frequentati dall'uomo. Per una delle vittime gli abusi sarebbero avvenuti in più occasioni tra novembre e dicembre del 2021. Per la seconda bambina invece gli episodi contestati risalirebbero al 5 gennaio del 2022, quando si trovava ospite nell'abitazione dell'uomo e affidata a lui. Contestato anche il reato di corruzione di minorenne per i fatti che si sarebbero protratti fino all'aprile del 2023. La condanna inflitta dal giudice è stata superiore alla richiesta della procura, che aveva chiesto 6 anni e 8 mesi. Oltre alla pena detentiva sono state disposte l'interdizione perpetua da incarichi e contatto con minori, la sospensione da pubblici uffici e altre pene accessorie. Respinta anche la richiesta della difesa di accedere alla giustizia riparativa. Secondo il giudice il percorso avrebbe potuto comportare ulteriori conseguenze negative per le vittime. Dopo la sentenza i genitori delle bambine hanno trasmesso gli atti alla curia della diocesi di Piazza Armerina, già al centro delle polemiche per altri casi di abuso, chiedendo che vengano adottate misure per evitare qualsiasi futuro contatto dell'uomo con minori negli ambienti ecclesiastici. Un'inchiesta della Procura di Caltanissetta scuote il comune di Sommatino nel Nisseno, chieste misure cautelari per 8 persone, tra cui il sindaco Salvatore Letizia, ma anche nei confronti del vice sindaco e di un assessore. Il servizio di Rita Cinardi.
Ancora un terremoto giudiziario scuote il centrodestra nisseno. La procura di Caltanissetta ha chiesto il carcere per il sindaco di Sommatino Salvatore Letizia e per altre 2 persone, oltre agli arresti domiciliari per 5 indagati nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri su presunti episodi di corruzione legati alla gestione di lavori pubblici. I magistrati hanno chiesto al GIP Lorena Santacroce l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 8 persone tra amministratori pubblici, funzionari e privati. Per il sindaco di Sommatino, esponente di Forza Italia, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. La stessa misura è stata richiesta per Roberto Alotta, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, e per Diego Caramazza, agrigentino, ritenuto dagli inquirenti coinvolto nella vicenda. Per la vice sindaca Menegela Castellano e per l'assessore Jean-Pierre Rumeo sono stati invece richiesti gli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbero presunti episodi di corruzione legati all'affidamento e alla gestione di lavori pubblici nel comune nisseno. La prossima settimana gli 8 indagati compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per gli interrogatori preventivi. A Palermo oggi il via al processo a carico di Gaetano Galvagno e del suo autista Roberto Marino. I legali del presidente dell'ARS, accusato di corruzione, peculato, truffa e falso, hanno chiesto lo spostamento del processo a Catania, sollevando il conflitto di attribuzione giurisdizionale. Sull'istanza il giudice si pronuncerà durante la prossima udienza fissata per il 2 luglio. E adesso parliamo della frana di Niscemi. È durato poco più di 2 ore l'interrogatorio di Raffaele Lombardo davanti ai magistrati della Procura di Gela. A differenza degli altri ex governatori coinvolti, Lombardo ha deciso di rispondere alle domande degli inquirenti. Massimo riservo però sul contenuto del confronto. Sentiamo. Raffaele Lombardo, ex presidente della regione siciliana e leader dell'MPA, è arrivato al Palazzo di Giustizia di Gela poco dopo le 10 del mattino. Ad attenderlo i magistrati del pool frana, coordinati dal procuratore Salvatore Vella, che indagano sul dissesto che ha colpito il territorio di Niscemi lo scorso gennaio. Lombardo è stato ascoltato per oltre 2 ore, una scelta diversa rispetto a quella fatta dagli altri ex governatori siciliani già convocati. Rosario Crocetta e Nello Musumeci, così come l'attuale presidente della regione Renato Schifani, si erano infatti avvalsi della facoltà di non rispondere. L'ex governatore invece ha deciso di affrontare le domande degli inquirenti. Al momento però resta il massimo riservo sull'esito dell'interrogatorio e sulle dichiarazioni rese ai magistrati. Lombardo è indagato insieme agli altri 2 ex presidenti della regione e l'attuale governatore. Nel fascicolo risultano coinvolti complessivamente 13 soggetti, tra cui tecnici e rappresentanti delle strutture commissariali che negli anni hanno gestito l'emergenza idrogeologica nell'area. L'inchiesta punta a accertare eventuali responsabilità per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli investigatori stanno ricostruendo il percorso delle decisioni prese negli anni e verificando eventuali omissioni o ritardi negli interventi di prevenzione in una zona da tempo considerata ad alto rischio. Una donna di 54 anni, Francesca Miceli, è morta questo pomeriggio in un incidente sulla Palermo-Agrigento. Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Palermo, vicino al bivio di Villafrati, ma in territorio di Bolognetta. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda, all'interno della quale viaggiava appunto la vittima, e un autocarro. Sono intervenuti agenti della Polizia Stradale e l'ANAS, chiamata a gestire la viabilità, ma anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna dalla vettura. La strada è stata temporaneamente chiusa. Dopo il vertice di ieri in regione sulla crisi idrica, questa mattina il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, lancia un avvertimento destinato a fare rumore. Siamo pronti a riconsegnare la fascia tricolore. I sindaci chiedono più acqua e garanzie per tutta l'estate. Sentiamo Davide Sardo. Se le rassicurazioni che ci hanno dato ieri verranno disattese, noi siamo tutti pronti a consegnare la nostra fascia tricolore, perché chiaramente come cittadini ci troviamo oggi a essere in front office dei cittadini a cui vogliamo dare risposte. Il sindaco di Agrigento questa mattina rilancia l'allarme all'indomani del vertice in regione che ha riunito i primi cittadini della provincia di Agrigento. Una posizione forte maturata dopo l'incontro di ieri a Palermo, dove i sindaci hanno chiesto garanzie sull'aumento delle forniture d'acqua durante tutta la stagione estiva. Al centro della vicenda il braccio di ferro tra AICA e Sicilia Acque, mentre continua a pesare il debito accumulato dal gestore idrico. Quello che abbiamo chiesto è che Colianni si assicuri che Sicilia Acque non tagli le forniture alla nostra provincia di Agrigento per questioni finanziarie.
perché l'acqua è un diritto inviolabile, non è un bene di mercato e deve essere garantito, al di là dei debiti che un gestore ha con Sicilia Acqua, un quantitativo minimo alla nostra provincia. Su questo tutti i sindaci erano d'accordo. I sindaci ribadiscono che l'emergenza non è legata alla disponibilità d'acqua negli invasi, ma a problemi gestionali e finanziari che rischiano di lasciare cittadini e attività economiche senza risposte adeguate nei mesi più caldi dell'anno. Dalla Regione sono arrivati impegni economici e rassicurazioni. Adesso però i primi cittadini attendono risultati concreti, perché avvertono il diritto all'acqua non può più restare ostaggio di debiti, contenziosi e burocrazia. Prevista per domani l'allerta arancione per rischi incendi in Sicilia, dove le condizioni meteo possono causare la combustione di sterpaglie. Per le ondate di calore l'allerta diramata per domani invece è gialla a Palermo, Messina e Catania. Da lunedì prossimo invece sarà attivo il numero 1500, numero di pubblica utilità che fornisce consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo e sui rischi legati anche alle punture di insetto. Cambiamo argomento, oggi primo giorno di esami di maturità, vediamo come è andata a Catania con Desiree Ferlito. Ti aspettavi queste tracce? Allora, sinceramente no. Però comunque è stata una bella scelta quella che ho fatto, sono contenta. Volti più distesi, sorrisi che tornano ad affacciarsi e cellulari subito in mano per confrontarsi con compagni e amici. Dopo ore trascorse tra i banchi, per migliaia di maturandi è arrivato il momento di tirare il fiato e iniziare con pronostici e bilanci. Devo dire che sono contenta della mia produzione. A C1 che era su quando si è piccole si prova stupore e poi quando cresci questo stupore passa. Diciamo che è un po' difficile perché non sapevo bene come argomentare, però spero che sia andata bene. 7 tracce, migliaia di elaborati e altrettante storie personali. Gettonatissimo il tema di attualità ispirato al brano di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, dedicato al valore della fatica e alla perseveranza. Tra le più scelte anche il brano di Frank Furedi, I confini contano, una riflessione sul delicato passaggio tra adolescenza ed età adulta. Molto apprezzato anche il tema che invitava gli studenti a riflettere sulla capacità di meravigliarsi di fronte alla natura e alle piccole cose. Come mai secondo te questa C2 è stata così gettonata? Allora, più che altro perché secondo me non riguardava gli autori che non avevamo studiato personalmente almeno, e comunque riguardava più l'attualità. È un testo appunto sull'attualità, era semplice, quindi mi sono buttato su quello. Parlava della fatica, tutte queste cose, in qualche modo mi sono orientata, anche se non ci aspettavamo queste tracce in realtà. 5 anni di scuola che scorrono nella mente, mentre si scrivono le ultime righe di un tema che segna simbolicamente la fine di un percorso. Tappa fondamentale che la porta su un percorso di vita che poi sceglierà lei. Ho visto un abbraccio liberatorio. Sì, mi devo arrampicare, però sì, restano bambini per noi. Restiamo a Catania, ma parliamo di altro, della circonvallazione che ormai sembra una giungla, vegetazione fin troppo spontanea, invade la sede stradale e i marciapiedi, ricoperto anche parte del murales al Tondo Gioieni. Tonino De Mana. È una vera e propria giungla e per ogni giungla che si rispetti non mancano i pericoli, sotto forma di un verde fin troppo spontaneo. La circonvolazione di Catania assomiglia sempre più ad un gigantesco cespuglio che a seconda delle stagioni cambia colore, con l'erba secca che rischia di innescare pericolosi incendi. I viali Odorico da Pordenone, Antoniotto Uso di Mare, Lorenzo Bolano, Felice Fontana, accomunati dal degrado e dalla scarsa manutenzione, con i marciapiedi quasi intransitabili per buona pace di chi parla di sicurezza. Da queste parti e soprattutto per i pedoni non c'è alcun tipo di sicurezza, e che dire dell'impianto di illuminazione pubblica che in alcuni punti è letteralmente ricoperto dalle fitte chiome degli alberi, i cui rami a volte ostacolano la visibilità degli automobilisti anche a ridosso dei semafori, come dimostra questo filmato. E le immagini mostrano la pericolosità di questa palma sporgente che invade parte della carreggiata, rappresentando, specie nelle ore serali, un serio pericolo per quanti viaggiano su mezzi a 2 ruote. In tema di vegetazione spontanea vi mostriamo il bel murales realizzato su una delle pareti del Tondo Gioieni. Già irriconoscibile il volto di uno dei protagonisti, tra poco anche l'altro sarà nascosto ed oscurato dal verde. Immaginiamo quanto siano contenti gli autori del dipinto.
Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Vediamo cosa si sta muovendo in casa Palermo, in casa Catania, dove si cerca l'allenatore. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B. Il Palermo con il DS Osti lavora a fari spenti su alcune trattative di calciomercato. Si continua a pressare per l'attaccante Luvumbo del Cagliari, ma i rosanero sono alla ricerca anche di un secondo portiere. Marco Gullà. Al momento solo nomi, nessuna trattativa definita, ma il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora intensamente per regalare a Pippo Inzaghi una rosa di qualità. L'unica coppia già delineata è quella formata da Bagni e Peda al centro della difesa, mentre negli altri reparti mancano ancora tasselli da inserire. Il tecnico vuole un organico più profondo rispetto alla scorsa stagione, con ricambi capaci di mantenere alto il livello e di sostenere sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1. La società continua a monitorare diversi profili. Per l'attacco resta vivo il nome di Luvumbo, con il giocatore che piace per rapidità e capacità di creare superiorità. Resta da capire la formula dell'eventuale operazione con il Cagliari. In parallelo spunta anche Compagnon, esterno offensivo reduce dalla stagione al Venezia. Sulle fasce restano d'attualità Cassandro e Di Mario, mentre tra i giovani osservati c'è ancora Alessandro Romano. Per la Porta invece Ioronen va verso il rinnovo e il club lavora alla ricerca di un secondo portiere. Tra i nomi valutati spunta quello di Boris Radunovic, di proprietà del Cagliari e reduce dall'esperienza allo Spezia. Restano sullo sfondo anche De Planche e Belagus, ma il Palermo cerca un profilo affidabile per completare un ruolo che nella scorsa stagione è stato particolarmente delicato. Toto allenatore invece in casa Catania, sono giorni decisivi per la scelta del tecnico che la prossima stagione guiderà appunto la squadra. De Giorgio è conteso anche dall'Empoli. Sentiamo Sergio Colosi. Sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, ma in corsa c'è l'Empoli che offre la Serie B. Come Fabio Caserta è calabrese, giovane e ambizioso. Pietro De Giorgio, conteso da Catania ed Empoli, ha scavalcato Caserta nei piani del club di Pelligra. Ritroverebbe il direttore sportivo Fortunato Varrà e l'attaccante Salvatore Caturano, squalificato 6 turni nella prossima stagione, ma punto di riferimento di un reparto da potenziare che potrà contare su Forte e sul catanese Leonardi. 4-3-3 il modulo di De Giorgio, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C a Potenza, sotto contratto ancora per 1 anno, ma pronto a liberarsi per abbracciare il progetto a vincere del Catania o la Serie B ad Empoli, con Tisci vicino alla società lucana. Più indietro Turati e Diana, per Caserta frenata brusca su mercato e aspetti contrattuali, gioco ad incastro dal finale incerto sull'asse Sicilia-Toscana. Il Catania sarà ringiovanito, ma con l'obiettivo di vincere il campionato. Le linee sono tracciate da tempo, presto i nomi nelle caselle libere, a partire proprio da quella dell'allenatore. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Bentornati in studio. Un pensionato di 81 anni di Cerda ha minacciato, puntandogli contro la pistola con il colpo in canna, l'avvocato di Campofelice di Roccella, Giovanni Allegra, che è anche assessore comunale. L'anziano si è barricato nell'ufficio della vittima per 1 ora e mezza, intimandogli di scrivere un ricorso per la Cassazione. Il legale ha mantenuto la calma e ha redatto l'atto. Non appena ricevuto il documento, l'uomo è tornato a casa, ma è stato rintracciato e poi arrestato. Ci fermiamo con questa notizia. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.